La targa apposta in via Marinali dice ancora Tribunale di Vicenza, sede staccata di Bassano, ma la dicitura potrebbe cambiare prossimamente appena sarà riattivato il Tribunale della Pedemontana. È questo l'obiettivo dell'incontro chiesto e ottenuto col ministro della Giustizia Carlo Nordio da una delegazione ufficiale guidata dal primo cittadino di Bassano, Nicola Finco. Scenderemo con una delegazione dei sindaci del territorio, quindi io per il fronte vicentino, Cittadella per l'Alta Padovana e Castelfranco per il Trevigiano, un rappresentante del comitato del Tribunale della Pedemontana e un rappresentante delle categorie economiche, quindi una delegazione che rappresenta un po' tutto il territorio per iniziare ad avere un rapporto interlocutorio col ministro stesso. Insomma, un grande lavoro l'ha fatto il sottosegretario in questi anni, ma oggi sappiamo che la partita è nelle mani del ministro Nordio e quindi speriamo di riuscire ad iniziare ad ottenere qualche risposta in più. Sono già passati 40 giorni dall'incontro ospitato proprio a Bassano con tutti i sindaci, le categorie professionali ed economiche alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il provvedimento che ridisegnerà alcune circoscrizioni giudiziarie da nord a sud è da tempo nei piani del ministro Nordio, che accoglierà la delegazione della Pedemontana. Mi aspetto una risposta positiva da parte del ministro, ma soprattutto capire anche le tempistiche, in quanto a Roma oggi c'è una maggioranza granitica, tutte le forze che oggi governano il paese sono d'accordo nell'aprire il Tribunale della Pedemontana. Oltretutto sembra ci sia anche una trasversalità che va anche al di là della maggioranza stessa, adesso è solamente una questione di volontà. Comunque insomma siamo fiduciosi, speriamo di riuscire ad ottenere, prima di tutto di iniziare ad avere un rapporto diretto col Ministro e poi di avere anche delle garanzie per il futuro, perché insomma questo è un territorio che da 13 anni chiede risposte. L'interlocuzione ora si fa diretta per provare ad accelerare i tempi. Noi andiamo giù in una delegazione dove rappresentiamo quasi 500.000 abitanti, categorie economiche, ordini professionali e penso che insomma questo sia un territorio che meriti un servizio e una giustizia di qualità.